Allestita stamani presso il Pala Moncada la Camera Ardente per consentire di dare l'ultimo saluto prima del funerale che si terrà oggi presso la cattedrale dalle 15 poi a Totò Moncada. Ricordiamo che è morto per un arresto cardiaco all'ospedale San Raffaele di Milano, oggi quindi l'ultimo saluto. La salma è stata esposta presso il campo alla presenza del familiari, accanto alla moglie Patrizia con i figli Raimondo, Gabriele e Andrea, i fratelli Stefano e Sergio, presenti anche i nipoti, oltre che gli altri parenti stretti e i cognati. Diverse le persone e gli amici che hanno voluto stamane essere presenti presso la struttura sportiva realizzata dallo stesso Totò Moncada, tra questi la famiglia Campione, Marco, Massimo, la famiglia Firetto, presenti Lillo, l'ex sindaco e Massimo, oltre che tanti amici e collaboratori dell'azienda e componenti della squadra con in testa Christian Maier, direttore sportivo ed ex giocatore. A fare le esequie alla famiglia e alla salma il sindaco della città di Agrigento Miccichè, visibilmente commosso per l'occasione. Sindaco, oggi un omaggio alla memoria di Totò. Sì, sono qui come anche tutti gli altri miei concittadini a porre l'ultimo saluto, l'ultimo omaggio a Salvatore Moncada, un grande uomo, una grande persona, un grande sportivo, un grande padre, un grande imprenditore. Era grande in tutto Salvatore, era un grande amico, un mio amico, disponibile, amante della propria città. Avrebbe fatto tutto per sollevare qualsiasi cosa ad Agrigento, per migliorare Agrigento, per migliorare i servizi, era sempre disponibile.